L'emergenza Covid-19 non ferma il nuovo ospedale di Padova. Dopo l'annuncio del presidente della regione, Luca Zaia, durante la quotidiana conferenza nella sede della Protezione Civile di Marghera, non mancano le reazioni da Palazzo Moroni. L'ospedale è un'opera strategica, dice il comune. Ora serve andare spediti, continua la nota. La firma che faremo a giugno, alla luce dell'epidemia di oggi, assume un valore storico e del tutto particolare e ci ricorda come Padova, in un contesto globale, debba essere sempre di più eccellenza sanitaria, dice il sindaco. Sono veramente soddisfatto di essere giunti a questo punto. Apprezzo molto quello che è successo in termini di collaborazione con il governatore Zaia. In questi mesi, con i nostri funzionari, il direttore Luciano Flor, c'è stato veramente un intensificarsi di operazioni per giungere a questo punto. Ricordo che saranno una cosa importante, sono 2 ospedali, 900 posti letto via Giustiniani, 900 posti letto Padova Est. È un sogno che si realizza dopo tanti anni. In questo periodo anche particolare di grossi problemi sotto l'aspetto dei contagi del coronavirus, perché abbiamo una sanità eccezionale sotto tutti gli aspetti, abbiamo una sanità locale ottima e questo è frutto anche dell'investimento sotto l'aspetto culturale e dell'università, per cui sono veramente soddisfatto. Devo ringraziare a tutti perché solo quando la città è unita tra di noi, quando siamo uniti, riusciamo a realizzare cose che per anni e anni non sono state eseguite. Per cui grazie al governatore, grazie a Luciano Flor, grazie a tutti i miei collaboratori che sono impegnati in questo periodo di tempo per raggiungere questo obiettivo. Sarà aprile, sarà maggio, sarà giugno, un punto importante per cominciare. Non saranno problemi finanziari, come ha detto il governatore. Nel mio piccolo mi stavo, adesso in un periodo un po' particolare, impegnando anch'io per trovare risorse, ma la collaborazione tra istituzioni è fondamentale.